Ciao, oggi inizio questo vlog facendovi vedere la piccola spesuccia che ho fatto questa mattina perché volevo fare anche un po' di insalata di riso, per cui principalmente sono andata a prendermi della mozzarella e del prosciutto cotto e adesso vi faccio vedere. Allora, ho preso i biscotti, questi cantucci dei grissini, la burrata, la mozzarella, un pezzo di burrata, si chiama mozzarella di bufala ed è a trecce, me ne sono fatta dare un pezzo, le uova. Poi per oggi a mezzogiorno ho preso del couscous già fatto, un salame senza aglio, qui c'è del formaggio, poi ho preso del roast beef, il pane, la mortadella, quella con il pistacchio, e questa qui è la fetta di prosciutto che la uso subito che preparo l'insalata di riso che casomai va mangiata questa sera o domani a mezzogiorno. Poi volevo dirvi che sull'altro vlog vi avevo detto che cercavo degli asciugamani da spiaggia e ho preso questi qui, li ho pagati se non sbaglio sui 8,95 € e sono fatti così. Ne ho preso due perché sono anche, perché visto che in altezza ne ho, li ho presi belli grandi, sono lunghi, aspetta, come misure sono 1 metro per 2 metri, per cui sono belli grandi. Poi visto che ho visto questi rossi e mi piacevano, questi li ho già lavati, ho preso anche questi rossi. Da un lato sono così, mentre dall'altro lato hanno una scritta che non la devo ancora decifrare. Covery Moving Beach, qualcosa del genere c'è scritto. Però questi, che è un altro tessuto che è proprio asciugamano, li ho pagati 20 € l'uno. Ieri altra giornata tranquilla al mare, l'unico problema è che questa mattina sia qui sulla fronte che qui, non so adesso se si nota, sono piena di piccoli brufolini che mi succede, anche gli altri anni mi succedeva, provocati dal troppo caldo. Io adesso mi durano oggi, lunedì e anche domani che è martedì, e poi mi dovrebbero sparire. Di solito mi spariscono, comunque sono queste botte di calore che mi fanno questo effetto. Adesso volevo andarmi a prendere, volevo andarmi a prendere il sushi per oggi a mezzogiorno. Visto che non sapevo cosa mangiare, ho pensato di prendermi un po' di sushi per oggi a mezzogiorno. Questa è la spesuccia di stamattina, in tutto ho speso 26,49 e questi sono i prodottini che ho preso. Allora ho preso i cremini del viaggiatore goloso, che li ho già assaggiati e sono buoni. Come gelati ho preso, non li ho mai assaggiati questi qui dell'M&M's, questo gelato che dovrebbero avere anche gli arachidi, vediamo come sono. Visto che fa caldo ho preso questo mix di ghiacciolini, ce ne sono 10 all'interno. Arriva il mio sushi per mezzogiorno, che ho preso questo. Poi ho preso altre due cosette. Allora ho preso queste palline di mirtillo con il cioccolato e ho preso gli ovetti Kinder, questi qui. Sono quelli lì che hanno questi, aspettate forse se riesco ad inquadrarvelo, questi qui che hanno le palline all'interno. E questa qui, ecco adesso le inquadro. Questi sì, qui sono gli ovetti Kinder che ho preso. E questa è stata la mia spesuccia di stamattina. Un mese fa ci lamentavamo che pioveva in continuo. Adesso fa caldo, sono 32 gradi. Sono appena stata da Bottega Verde e ho preso, che ve lo faccio vedere, questo prodottino qui. Ho preso questo qui che sarebbe
caffè verde scrub olio anticellulite, questo qui. Allora io l'ho preso per provarlo, visto che sono alquanto cioè per me è molto noioso utilizzare prodotti anticellulite. So che ci sono creme da mettere tutte le sere, ma come la crema corpo io me la metto una sera sì, una sera no, una sera metto l'autoabbronzante, cioè sono abituata un po' a cambiare, perché non ce la faccio ogni sera a essere solida a mettermi la crema. Per cui l'idea di acquistare una crema anticellulite e di utilizzarla tutte le sere come regola mi diventa un po' noioso. Per cui ho detto, beh, proviamo questo scrub e vediamo cosa fa. Tanto lo faccio sotto la doccia, mi lo faccio questo scrub sulle cosciotte e poi vediamo che effetto fa. Poi ho visto che della stessa linea ci sono anche dei cerotti da mettere sulla pancia e ai fianchi, da tenere su 8 ore, e che dovrebbero anche scritto che dovrebbero avere un sentore anche di pizzicore, che significa che il prodotto sta agendo, e sarebbe da utilizzare 2 volte a settimana per 8 ore questo cerotto. Non so se la prossima volta provarli, però fa caldo, per cui non so, anche perché è scritto che di non tenerlo su più di 8 ore questi cerotti, e quando si tolgono di sciacquare un attimo la parte, perché io leggendo le istruzioni man mano che leggevo ho pensato, beh, dopo la doccia la sera me lo metto su e me lo tolgo alla mattina, però non so se facendomi la doccia 10-11 di sera, mezzanotte, l'1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, beh, dovrei toglierlo alle 7, per cui come orario ci starei anche dentro. Però poi c'è scritto un'altra cosa, che se dà irritazione alla pelle toglierlo e non utilizzarli più. Per cui perché pensando al caldo, già col caldo io mi irrito, che adesso non so, come vi ho detto già nell'altra clip, qui sono piena di brufoletti dal caldo, che la mia pelle reagisce così, succede tutti gli anni. Il copro un po' mettendo l'autoabbronzante, riesco a coprire un po' la situazione, comunque un po' mi escono. E vediamo la prossima settimana, anche perché come vi ho sempre detto in questi vlog, sto facendo la raccolta per queste valigie, e vediamo la prossima settimana se prendere anche i cerotti oppure fare a meno, perché quello che mi ha fermato, perché le 8 ore contando dalle 11 alle 7 della mattina del giorno dopo riesco a starsi dentro, però quello che mi ha un attimo, ho detto, se vado a letto che sento irritazione, cioè è proprio un fattore anche psicologico, già che te l'abbiano detto ti viene il dubbio di stare lì attenta se senti prurito, questo, anche perché già loro ti dicono che questi cerotti hanno un effetto di pizzicore, che significa che il prodotto funziona, per cui non so questa irritazione come la intendano. E bene, adesso volevo andare dal fruttivendolo a prendere un pezzetto di anguria, visto che fa caldo, però aprono alle 4 e adesso è almeno un quarto alle 4, devo un attimo aspettare. La mia spesa dal fruttivendolo: un quarto di anguria, dei cetrioli, pomodori, ho preso questi che dovrebbero chiamarsi San Marzano, e la misticanza, un misto di verdurine. Oggi volevo andare fino ad Acqua Sapone a prendere l'ammorbidente, perché è il prodotto che finisco più frequentemente. Poi, visto che fa molto caldo e c'è l'AFA, volevo prendere 1 chilo di gelato per questa sera e mangiarmi una piccola coppettina anche per E adesso comunque i puntini qui che avevo i brufoletti che mi erano usciti ieri, oggi si sono già attenuati. L'unica cosa è che oggi mi sono usciti anche qualche segnetto, forse la telecamera non lo inquadra, ma qui e qui, cioè dei piccoli
dei piccoli brufoletti simili a questi, spero che spariscano tutti. Comunque oggi ho provato a truccarmi con la Sunrest Palette. Sul viso non mi sono messa il fondotinta perché mi sembrava di mettere un qualcosa di non adatto sulla pelle, e ho solo messo la crema idratante, il contorno occhi in crema. Poi mi sono truccata gli occhi mettendo sempre il primer perché volevo provare questa Sunrest Palette, anche perché volevo fare un video di confronto tra la Sunrise Palette e la Sunset Palette, per vedere anche comunque sono diverse, anche se hanno un che di colori sul caldo, le tonalità sono diverse. Comunque volevo fare il confronto di queste due palette. Allora bisogna pure che la utilizzi per rendermi conto gli ombretti come sono, però fa caldo. E oggi, dopo 15 giorni, mi sono rimessa il mascara. Ho utilizzato il Major, come si chiama? Quello di Nabla, il mascara di Nabla, e oggi per la prima volta me lo sono messo, visto che ormai le ciglia si sono un po', la laminazione che avevo fatto si è un po' affievolita. Appena fatta erano dure, belle nere, adesso sono più morbide e il nero si sta un po' affievolendo. Così ho messo tranquillamente il mascara e mi sono resa conto che struccandomi me ne accorgo che ce l'ho, perché il mascara è più nero di come ho le ciglia. E così, bene, adesso vado a fare il biglietto per il parcheggio, vado da Acqua e Sapone a prendermi giusto l'ammorbidente e poi mangio il gelato. Qui ho messo il chilo di gelato, poi di qua ho messo l'ammorbidente che ho preso da Acqua e Sapone. Ho preso questo ammorbidente, non l'avevo mai preso ed è la prima volta che prendo questo marchio, vediamo com'è. E poi, visto che sono arrivate nuove, cioè io lo so già che c'erano, ho preso un rossetto liquido di L'Oreal, quello con i Les Macaron, che più o meno dovrebbero essere uguali ai Les Chocolate che avevano fatto in autunno, diciamo, e queste sarebbero le colorazioni estive. E di qua sto pappandomi questo gelatuzzo. Non vi ho neanche detto il numero di rossetto che ho preso, il numero è l'820, cioè vorrei che lo inquadrasse, ma forse fa una fatica tremenda di inquadrare. Comunque è l'820 e vi faccio vedere un attimo uno swatch che è questo qui. Beh, qui è ancora lucido perché è bagnato, però si asciuga e diventa matto. L'unico problema è che non è proprio a fuoco, è molto, spero che capiate lo stesso più o meno la colorazione qual è, ed ha cioè dovrebbe sapere di macaron, proprio di macaron secondo una mia opinione non lo sa, però sa di qualcosa di dolce, questo sì. E questa è la colorazione che ho preso, perché c'era questa, oppure gli altri erano tutti su base rossa, per cui su base rossa perché come sono truccata oggi gli occhi preferisco qualcosa di più naturale. Sul rosso mi sembra che sia un po' troppo eccessivo come colorazione, mi dispiace per l'inquadratura, mi allontano un po' per farvela vedere un po' meglio. Comunque questa è la tonalità, tenete presente che diventa opaca, e adesso vado a mettere in congelatore il gelato. Allora, ho appena fatto un po' di spesuccia, poi ve la faccio vedere. Adesso sto aspettando che apri il Burger Kit per andare a prendere il pranzo per mezzogiorno. Nel frattempo ho fatto un giro da OVS, da Piazza Italia. Da OVS, visto che hanno Essence come marchio di beauty, ho visto i nuovi rossettini che li avevo visto girare su qualche video, di nuovi rossetti in stick. Io non ne ho preso neanche uno, non ho visto il prezzo, ho provato a guardare ma non l'ho visto, ma comunque erano carini come colorazioni. Di abbigliamento non ho preso niente, non c'era niente di
di bello da dire sì, lo prendo, lo provo. Poi sono passata a Piazza Italia, lì c'era di più come abbigliamento che andava verso il mio gusto, però c'erano dei vestiti o bianchi o neri. Cioè, a me piacevano come erano fatti, perché avevano qui un po' di manichina che più o meno arrivava da qui, fatta di pizzo. Poi avevano la gonna tipo a finte balze, ma era bianco o nero, e questo non mi ispirava, perché ho detto nero mi scurisce troppo, bianco mi sembra troppo chiaro. Se fosse stato colorato di altri colori oppure avesse avuto una fantasia, sarebbe stato tutto diverso e ci avrei fatto un pensierino anche di prenderlo, ma bianco e nero no. Poi c'erano le classiche cose che ci sono sempre, vediamo più avanti se esce qualche altra novità. Bene, allora adesso aspettiamo Burger Kid e vado a prendermi un Brown's Steakhouse e delle patatine. Non prendo come sull'altro vlog che avevo preso le cipolle, le patatine, quelle fatte più grosse. Questa volta prendo le patatine normali, anzi sto pensando di prendere 2 porzioni di patatine, che di solito le patatine non sono molte, ma ci devo pensare. Però non ho mai assaggiato del Burger King i dolcetti, però adesso, a parte che non mi di solito le altre volte guardo sul sito cosa prendere, questa volta sono rimasta col mio solito e prendo il solito, però so che ci sono anche dei dolcetti tipo gelatino o qualcosa del genere, però adesso i nomi non li so. Poi lì il menù è un po', non è molto grande, per cui il menù è un po' piccolino quello che c'è scritto, e beh, vediamo cosa sono lì. Solo mi rompe un po' che come per prenderli, loro sono lì, perché ho visto anche l'altra volta che alle 10 io sono arrivata lì alle 10, perché questo Burger Kid è dietro un centro commerciale, e ho visto che le ragazze c'erano, però non c'è nessuno alla cassa fino alle 11, per cui sono costretta ad aspettare alle 11. Mi sento qualcosa come se, ecco cos'era, forse non lo vedrete mai, mi sentivo che mi faceva prurito qualcosa, ed è un cappello. Ok, adesso provo ad andare a vedere. Me ne stavo dimenticando, sulle labbra sto provando la colorazione che ho preso ieri da acqua e sapone di questi nuovi rossetti liquidi Les Macarons di L'Oreal, che è il numero 820, e adesso me lo vedete messo sulle labbra. Vi dico che come tonalità mi piace, mi vedo anche qui sullo specchio che è una tonalità che porto tranquillamente sia d'estate che d'inverno, perché è quasi un nude rosato, diciamo. Mi piace e è anche abbastanza confortevole sulle labbra, però ha un po' l'effetto appiccicoso, questo sì, rispetto ad altri rossetti liquidi ha quell'effetto, però diciamo è anche sopportabile. Svuotiamo un po' questa spesa. Ho preso i biscotti del Mulino Bianco, i Buongiorno, che li ho già assaggiati, è la seconda confezione che prendo e mi sono piaciuti. Anche questi qui li ho già assaggiati, sono degli snack della Oro Choc Barretta, mi sono piaciute e le ho riprese, anzi ne ho presi 2 confezioni. Spero che con il caldo non si sia sciolta troppo la cioccolata di copertura. Ho preso la frutta secca, l'altra volta avevo preso solo le noci, e stanno per finire. Questa volta ho preso sia le noci che le nocciole tostate. Qui è uscito lo scontrino che in totale ho speso 46,80, forse non lo, eccolo qui, 46,80. Poi ho preso il tonno, questo qui della Rio Mare all'olio d'oliva extra, la Simmental, questa qui. Poi ho preso lo zucchero. Qui ho preso una marea di bibite tra Pepsi, Chinotto e ci dovrebbe essere anche la Orange Soda, sì, che è qui
qui sotto, e in più ho preso il limone. Poi ho preso questo ammorbidente della Coccolino e 2 confezioni di Rio Mare, questi qui, che sono le insalatissime. Ho preso quella al couscous e tonno, ero indecisa tra le due, alla fine le ho prese tutte e due, e erano i 5 cereali e tonno. Mentre dal Burger Kid ho preso la Coca-Cola con la sua cannuccia. Questa volta mi sono ricordata di prendere la cannuccia. Ho preso aspettate che il nome non me lo ricordo molto bene, chili, cheese e qualcosa, questi qui. Il panino ho preso il Bacon Kids, che è fatto così, che è fatto così, e le patatine. Bene, io questo vlog penso di chiuderlo qui, anche perché devo provare un programma nuovo di editing, per cui vediamo cosa esce. Poi non volevo neanche farlo troppo lungo, perché non so, insomma, ho deciso di chiuderlo oggi. Io lo chiudo oggi e ci vediamo la prossima volta. Ciao!